Si riparte dopo 2 anni, anzi 3, da quel 2019, quando la Fiera del Riso di Isola della Scala poté contare su 500.000 di presenze. La 54esima edizione, che si prepara per le 2 settimane comprese fra il 14 settembre e il 2 ottobre prossimi, avrà spunti di degustazione e discussione, contesti da classica fiera per presentare i prodotti scaligeri a un pubblico ancora più vasto, tentando di internazionalizzare una fiera che vuole andare ben oltre la base di un più ottimo risotto al tastasal, consci di essere come presenza al secondo posto europeo dietro a una certa Oktoberfest. Abbiamo un carnet ricco di appuntamenti durante tutta la nostra fiera, che inizierà il 14 settembre e terminerà il 2 ottobre, e avremo l'evento più importante, che sarà l'internazionalizzazione della fiera, che partirà il 24 settembre e si concluderà anche sul 2 ottobre, con molti espositori internazionali, molti chef internazionali che verranno a proporre le loro ricette di alta cucina, quindi declinando l'oro bianco, cioè il riso vialone nano veronese, in molteplici ricette. Se il riso italiano è unico, quello veronese presenta delle tipicità decisamente marcate. Il vialone nano è un'eccellenza per il disciplinare rigidissimo che devono rispettare i produttori, e farlo puntando a livello internazionale penso sia il giusto metodo per dare un ritorno importante economico ai nostri coltivatori, ai nostri ristoratori. A un giovane chef stellato, Matteo Sivero, è stato affidato il nuovo ristorante all'interno dell'area fieristica. La varietà di risotti nelle 2 settimane di kermesse avrà comunque un perimetro locale in cui scegliere gli ingredienti da dosare. Avremo 3 eccellenze oltre alla nostra fisse durante la fiera, e faranno con questi 4 prodotti straordinari, faranno dei piatti straordinari. Questi 4 prodotti sono? Sono il Valpolicella, l'Asiago DOP, e l'olio del Garda e l'Aipo. Già da mesi si erano mossi gli ingranaggi per far funzionare una macchina complessa come la Fiera di Isola della Scala, con la ricerca di almeno 120 operatori addetti per le 2 settimane di eventi. Ha un risvolto anche economico-sociale non indifferente, perché interessa tra concittadini impegnati nella manifestazione e indotto anche di aziende al di fuori del nostro comune, circa 1000 persone.